Questa è una tastierina che ho costruito io. Sì. Con il sudore della fronte. Sì. Quindi il sudore in i 3D. tasti sono fatti con il sudore. Sì. L'ho chiamata Akai perché Sky era brutto. Perché Sky era brutto. Giusto. Allora. Akai, in un passato remoto. Accare. Però, no, 2 considerazioni sul villaggio di quest'anno. Considera. Secondo me è la soluzione migliore degli ultimi rispetto agli ultimi maker. Quella è Piazza Unità, questa vince. È meno dispersivo. Raccolto, è più raccolto, ma intenso. È diventato un rione della città. Brava, quello volevo dire. Con le vie nuove. Sì, perché per i meno attenti vogliamo dire che le vie oggi hanno cambiato di nome. Piazza Leonardo da Vinci. Dice Piazza Leonardo da Vinci, qui un'altra roba che c'è scritto qui dietro, vado a vedere. Largo Galileo Galilei. Senza passare da dietro. Piazza Leonardo da Vinci, siamo qua, aspetta, dove sono? Ma sono tutti qua, inutile che divento matto per niente, no? Vedi? Dietro di noi, tra l'altro, c'è il padiglione con tutto lo staff della segreteria, le informazioni, c'è la cartina. Piazza Plinio il Vecchio. Volevo dirti che c'è. Viale Alessandro Volta. Vedi? Sì, no, prima parlando di invenzioni, sono andato alla ricerca della scoperta delle scarpe di ginnastica, perché avevo tante scarpe di ginnastica e praticamente no, non stavo per dire una battuta, è vera? No, stavo perché ti sta per dire di nuovo quella roba della scarpina. No. Gira e missia. Allora, sono nate le scarpe di ginnastica grazie all'invenzione del signor Bonanno, il signor Goodyear, quindi giusto, il signor Bonanno, il signor Goodyear. Quindi, è vero però. Signor Goodyear perché atomizzò la gomma. 1835-1850 nate le scarpe di ginnastica. Sapete sta roba qua? È l'unica cosa che oggi sono andato a cercare, ho fatto ricerca, preso, è vero. Ma se tu fai la domanda cosa vuol dire atomizzare la gomma? No, te vuoi troppo. No, finita. Però ho fatto la mia bella figura. Sì. Perché l'importante è dire la roba e andare via, cioè non aspettare le domande. Stiamo scherzando. Posso ribattere con un'altra invenzione? Come? Ribatti? Nell'aeroporto di Amsterdam, negli anni 90, il titolare della impresa di pulizie ha deciso di mettere l'immagine di una mosca dentro l'urinatoio per uomini. Perché? Perché così perché le persone si concentravano e lo sporco è diminuito dell'80%. No, vedi, le piccole, ma sono cose vere. Giuro pubblicamente che lo farò. Grazie, sono suo marito. Quindi questo dimostra che quelle robe che vendono gratis ad Amsterdam non fanno così male, perché portano a sviluppare l'intelletto. Vabbè. Un bel taccomacco nel punto critico. Tutti concentrati sulla mosca. Bravo, grande. Ma che salva la vita matrimoniale, cioè. C'era quella cosa sull'intelletto che diceva il sindaco. Bellissimo, grazie. Sarò grata. Ma il sindaco oggi non ha detto niente? No, il sindaco so che prima si è passato col cagnetto, è vero? Quindi era da anni che sospettavamo che il sindaco abbia un cagnetto che si chiama Bucci Bucci. E era vero, probabilmente. Bucci. Ma chi portava chi? Chi portava l'altro? Non so un tot. E tra l'altro Bucci Fa pipì solo sulla Costa Crociere. Sì, perché lo portava là. Solo che c'era il recupero, se cadete devi lanciarlo. Perché è un cane da riporto. Sì, esatto. Basta, no? Queste sono robe pericolose. Se partiamo in questo... Se partiamo in questo mondo, si è finita. Vabbè, però adesso ricordiamo alle 19:30 premiazioni dei maker. Premiazioni. Allora adesso vi dico una roba, siccome il nostro fonico megadito che se dico le lettere P, se senti P, allora non dirò nessuna parola con la lettera P. Attenzione. Quindi se le premiazioni. Premiazioni. Le premiazioni. Ok. Quindi lo terrò qua davanti. Perché guarda che questo è un trucco del ventriloquo, Ah sì? Non dir certe lettere, infatti non disi mai la N,
e disi la M. Fammi una perché se domanda. no, non disi la M, il disi la N. La N, esatto. Fammi una Perché? domanda. Fai una domanda. Perché non può usare le labbra, Cioè, il ventriloquo. ventriloquo? Non può usare le labbra, Ah. quindi cambia delle lettere, però non ti rendi conto perché... Al posto del B, sì, è una roba imbrogliata. Fammi una Prova a fare domanda. una Fa una domanda. domanda. Allora, Cernecca, la domanda che le pongo. Lei quando compone, su cosa si concentra? Su me stesso. Ah, questo era facile. Infatti. Devo trovare una ropera con che lettera? Non posso no, dirla. devi dirla No, P. Non devo dirla. Non devi Ok. dirla P. Se La la, lettera se la A, B, dovessi C, D, E, F, G, tradurre, H. se la dovessi tradurre in Ah. Triestin, la marca del suo computer. La marca del mio sì, ciao. elaboratore Sì. in Triestina. Sì, Sì. sì. Ah, allora. È il frutto che si morsica, bravo. No, bravo. vai, Sì, vai. sì, no, No, perché bravo. è terrorizzato dal... Allora, Cernecca, Dimmi. come dicono i bambini quando vogliono mangiare? Mamma, dammi la... la razione quotidiana. E dopo... Sei preparatissimo. Questi dei fioi di Marx, però, non so. Noi fiori de Max. Marxino. di Marxino. Marxino. Questo qua è una roba Cosa che... ti dicono i bambini quando devono correre in bagno ad espletare più liquida? Mamma o papà, perché se ti dicono mamma è già strano. Papà, devo fare la... diarrea. Ecco, sì, eccolo là. Visto? Eccolo là. No, non può Visto? dire la P, quindi... Ah, questo quella è il liquida, problema. ti intendevi quella? La Lulu allora. La Lulu. La Lulu va bene, bravo. La la diarrea Lulu. davanti, se no vabbè. Salutiamo esiste. a casa tutti Non quegli esiste amici in questa diretta. Allora ne ho anch'io Siamo al una. Maker Fair. Dai, Ne vai. ho fa una un'altra. domanda. Allora, Maxino, hai un etto di prosciutto crudo e stai esclamando: che bello, mi farò un bel... Mi farò un bel chiletto in più. Va, Beh, un Ha detto più. 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 Ah, convinto. tramezzino, Tramezzino, te ha ragione. Sandwich. Era già difficilissimo. questa roba. Sandwich anche. Ti sta sudando. Diremo che via qualche altra lettera. Quella tonda, no? Quella tonda. Sì. La... Se no, Capiamo che pian pianino tutte le lettere. Quella famosa ricetta napoletana dalla quale c'è la regina e la margherita, insomma, Sì. che è stata fatta per l'appunto per la regina. Ecco, Ok. questa è un'altra invenzione, la pizza napoletana. Per la regina Pizza Margherita. napoletana fatta per la regina Margherita Sì. e da là nasce la pizza napoletana. Però ti non potevi dire che le parole... Però altresì una focaccia munita di Dica un mozzarella. napoletano, ti tira una testata, stai dicendo. Mozzarella è quella cosa tonda rossa fatta Salsa, arrivare salsa. dall'America Era salsa più quando facile. ancora Salsa. Cristoforo Salsa. Salsa. Cristoforo Colombo. Colombolo, perché era Trieste. Colombolo. E allora ricordiamo che dopo le 19:30 cerimonia e assegnazione dei premi ai maker che saranno decisi ovviamente con la regola è la solita mafiosa, insomma quelli che conosciamo meglio, poi più amici e quelli che ci pagano. Dopo ci sarà Star Wars Clan Trieste, Sì. cioè quindi performance di robe con laser, tre combattimenti. Wow. Qua stile sarà guerre proprio- stellari qui sul palco. Sarai combattimenti qua Sì, sì, proprio? sì. Spade Bello, laser? non vedo l'ora. Sì. E finisci come nel film, con la decapitazione di uno dei due. Almeno una sì, almeno almeno una. una Non oggi, una domani. Non pretendemo 3. Vabbè, Sì, però tre, tanto uno oggi, uno Una. domani e uno vinci. con le stampanti 3D un fai una arto testa te lo nuova. metti a posto subito. La testa. Del resto cosa sei? Un braccio e la musica? Arti. Vabbè. Può andare via, cioè non sai che dopo questo mi indassi, sinceramente. Mi indassi. Comunque le Ok, adesso premiazioni se c'è l'ora. questo silenzio, questo buco, questo vuoto. Perché se l'ora.
È l'ora delle Mazzino premiazioni. suona qualcosa. È l'ora della premiazione, quindi aspettiamo Ancora peggio. i mega capi, ossia Carlo Fonda ed Enrique Canessa, ossia gli inventori del tutto, inventori, organizzatori, tutto. I papà. Ma Perché parlo nel microfono questo se in realtà con questo? Però è bella questa roba qua. però Vabbè. con una siglina da Maurizio Costanzo Show, come presentassi Maurizio Costanzo Show? Cosa diria come si chiama le spade, dai. Sulle spade laser. Sì, esatto. Maurizio Costanzo. Sì, Maurizio Costanzo. Sui combattimenti con le spade laser. Buonasera, questo è un appuntamento importante che si fa sentire, no? E se vediamo arrivano gli amici di Tawot, Tawot. che fanno i combattimenti ancora oggi con si le capisce. spade. Con le Con le- spade. Con le spade, le padelate, con le padelate fanno i combattimenti. Carlo Fonda! Lo c'hai? Io c'hai De Carlo. Attenzione che il signor Carlo Fonda adesso giungerà al microfono in dotazione dell'azienda. No, è quello, gelato, via. È il momento delle premiazioni? Oh, Il momento delle premiazioni? fantastico. No, aspetto al gelato. Dove è il gelato? Quello. Il gelato? Quello Ma è non chiamato la gelato. liquerizia come voglio io. Tra l'altro, come guarda chi Bellissimo. ha inventato il microfono? Ti assaggia No. per sicurezza. È bellissimo. Cercheremo chi inventa il microfono. Stiamo arrivando verso il momento clou di questa giornata, che è la premiazione dei maker. Bello. Allora io intanto comincio a fare l'appello a chiamare le autorità che verranno a premiare i maker. Autorità, venite a noi. Chiamo qui al palco la giuria e chiamo qui le autorità e gli organizzatori con calma. Intanto No, calma, giuria e autorità. abbiamo subito qua. mezz'ora e stiamo preparando i premi, quindi dobbiamo farvi un attimino un po' di brodo Ma allungato avete già all'inizio. discusso perché Sì, i premi sono stati decisi e in questo momento i volontari stanno andando a informare i vincitori che non sanno ancora di aver vinto o cosa hanno vinto. Perché quante Di quante essere- categorie ci sono? Ci sono tante categorie di premi, A, B, C, D, E, fino alla ZZ. Abbiamo previsto fino a domani. Per Benissimo. farli Ah, Bello. quindi si resta Sì, da resta adesso via fin- a oltranza. giusto. Allora, no, avremo le categorie sono queste. Intanto cominciamo a anticipare. Abbiamo i premi Lady Maker e i premi Maker Fair Trieste, poi le menzioni speciali della giuria. Sono in tutto 7 premi. Allora, io invito anche a avvicinarsi gli sponsor dei premi, che sono il Club Soroptimis Trieste, la presidente, le consorelle, le socie del Club Soroptimis che offrono il premio a Lady Maker. Poi c'è la ditta Robotics 3D di Roma che offre i premi in natura, quindi Vabbè, hardware, schede elettroniche, robot, kit per i premi Maker Fair Trieste, e poi ci sono i premi, diciamo, menzioni speciali alla giuria che sono onorifici. C'è solo la targa da esporre, che però è molto ambita. Sembra che è importante. no, su eBay sembra che raggiunga quotazioni da multimilioni di dollari per le targhe dei premi menzioni speciali della Maker Ricordiamo. Fair. Sono importanti, sono in plastica, però diciamo Ma non è è- il non è valore sembra- morale esatto, che c'è dietro esatto, che esatto. conta. Questo è quanto. Quindi intanto che voi, diciamo, siamo in intrattenimento, io mi occupo del fatto che arrivino tutte le autorità Quindi, necessarie. allora, autorità, Io appropinquatevi, faccio ma nel frattempo il un signor rapido Fonda giro e vi vado a cerca. cercarli. Va a Grazie. cercarli con questi occhiai, tra l'altro. No, Beh, perché se non altro vede, così si vede si oltre. vede, Bellissimo. Ma Si vede. se puoi guidare con quei occhiai? Non credo. No. Sì, se vedi. Ma Siete che avevo abbastanza, ite ferma, sequestro direttamente senza neanche il test a quel punto. Sì. Quindi adesso va a cercare autorità e premiati Esatto. per, ok. Questo prima della battaglia Star Wars. Sì, esatto. No. Vabbè. Vuoi dire delle cose? Le No, dico non io. voglio dire- dai, di delle cose. Dai. Io dico portare la tastiera pipiccia, ma anche la batteria, però.
Allora nell'attesa faremo delle canzoni Canzoni, brutte. Cioè, dai. che suonavi la batteria Delle con canzoni- l'anulare, sì. con l'anulare anche. Un po' con fatica però. Perché Canzoni però- brutte o inventate? Fantastico. Decidi tu. Ambedue. Si può fare un sarabanda volendo, velocissimo. Dai, Vabbè, sarabanda. Dai, chiediamo indovina al prima? pubblico. Vado? La Vai. indovino con... Dovete indovinare la Come canzone. funziona? Bisogna indovinare la canzone dalle note emesse dal Cernecca, dal suo corpo. Me la so, non sapete? Aia. Vabbè, Mi so, posso dire? Forse sì. Un tramonto arancione. Vabbè, se no, perché te devi andare, te devi far al tutto il suo contrario. lavoro mentale. Il tramonto di Vasco Purpureo. Allora, Il tramonto purpureo di Vasco. Questa era il Bacchiara. ok. boh. Sì. Vado un'altra. ma si può fare indovinare appunto alle persone che sono Sì, qui, sì. no? Proviamo vado. a vedere? Quindi solo- Alzata di mano appena si capisce. Solo noi. No, questa è facile, questa era facile. Questa era facilissima. Niente. Rifà un momento che forse... Dai. Come può essere? Vai, dici Dai. sì. È quella Eh. cosa quando vai in pizzeria alla fine arrivi e chiedi il conto finale. Fai nel conto. Sì. Vabbè, Tiri che è qualcosa. Vabbè. Ecco, capì, ma... Ah, sì, anche me, Ma- anche me. Quella, dai. ok. Se quella roba che si fa dopo aver mirato alla farfalla. Buonasera signora, buonasera make, Posso premiazione dei migliori maker, ma anche Ok. non dei migliori maker, dei premiati. Ecco, vedi, cioè, poi che poi non è detto, inutile Continuo? star là a tirarsela. Un'altra. No, un'altra. Andiamo? Ho sbagliato. Comunque quella, ho capito. No, Dai. non so, mi arrendo. Dai, è una sigla, è una Una sigla. sigla. Ma se dunque potete gridare il titolo, eh? Simpson, brave, Ok. brave. Un'altra? Vai. Dai. E se tutto il repertorio dei Maniacs questo. Tutti gli intro del Loro tastiera. la sanno. Sì, Presa, vai. presa. Ok. Come si chiama? Ah, Sì, mi L'amour toujours, presa. Ok. Dai. niente. Una canzone, però tu devi tradurla e qualcuno deve capire di che canzone si tratta. Sembra Paolo Pioggia. ok. Purple Rain. Purple Rain. Purple Rain, se sembra Paolo Mamma Pioggia. mia. Sembra Paolo Più. Sì. Cosa, Classico. cosa le voleva dire? Devi chiedere che cosa? Dragon Ball. Suona Dragon Ball. Dragon Ball, come fa Dragon Ball? Dragon Ball. Una roba del genere, sì, quella. Oh. Non me la ricordo. Sembra che penso a Dragon Ball mi viene in mente i Pokémon, non so perché. Però non c'entra niente. Sono i Pokémon questi. Questo è i Pokémon. Allora, adesso un'altra più vecchia. Come? No, delle mule del Parenzo quasi. Noi siamo come le lucciole. Noi siamo come le lucciole. Nessun dorma. Nessun dorma. Ah, il mio vista era chiuso bene. Bene. Stanotte. Questa? Cosa sei? Non so.
Nord, sud, ovest, est, giusto? Oh no, fantastico! Ma perché sei andata via? Brava! Ok, aspetta, che penso. No, questa non esiste, inutile che mi ammazzi, inutile che neanche mi ammazzi a pensarlo, questa non esiste. Allora, sopraggiunto Carlo, Siamo pronti. novità? Ancora un- Avanti con questa banda. Una sigla di cartoni animati dedicata a Carlo, che si chiama Carlo Man. Carlo, no, però Se le ne inventi, fai però. quella bella. Quella bella. Ah, Se non ne ora. fai quella bella, Sì. non Ok. si può. Adesso faccio quella bella perché che ha domandato Carlo. Adesso faccio quella bella, ma che emozione che sei cantarlo. Quanto devi durare questa canzone? Io c'hai con paura che te mi incenerissi. Esatto, lo sguardo Sì, di un po'. Superman con i laser negli occhi che ti fulmina. Allora, siamo Eh, arrivati siamo. al momento della premiazione. Allora Homelander. La giuria ha covato e Ha ha covato. deposto l'ovetto. Bello. Quindi abbiamo tutte le motivazioni e tutto, diciamo, abbiamo la presenza degli sponsor che io invito sul palco già per salutarli. Abbiamo la presidentessa e una consocia del Soroptimis Club di Trieste, che ringrazio nuovamente perché è da ormai, credo, 7 anni che sponsorizzano questa manifestazione regalandoci il premio che secondo me è il più sentito e importante, che è quello di Lady Maker. Perché dico che è il più sentito? Tutti meritano di essere premiati, ma le maker declinate al femminile, le nostre Lady Maker, sono delle perle rare, non ce ne sono moltissime. E sempre noi cerchiamo di ridurre questa disparità. Quindi è importante che il messaggio, la comunicazione, soprattutto rivolta alle ragazze più giovani, sia quello che la tecnologia non è nemica dell'essere una ragazza o una donna, anzi, perfettamente alla pari con i ragazzi possono dedicarsi, occuparsi, appassionarsi a scienza, tecnologia, ingegno, creatività, e lo dimostra i modelli che abbiamo qui alla Maker Faire. Io lascio la parola, abbiamo anche il microfono qui così, lascio la parola alla presidentessa, se vuole fare saluto. No. Intanto come Soroptimis, quello così, volete presentarvi? Noi siamo, si sente? Noi siamo come club, un club femminile di donne impegnate nel lavoro e siamo lietissime di sostenere, anche perché diciamo, l'esistenza di donne nella scienza è un problema che si pone da molti anni e che non è ancora risolto per quanto riguarda l'accettazione, la promozione delle donne nella comunità scientifica. Quindi il nostro premio Lady Maker è per una donna che ha partecipato a questo. Noi abbiamo selezionato con 2 altre mie consorelle, abbiamo scelto, che siamo lietissimi di poterlo sostenere e consegnare. Okay. Qui si avvicina dal Centro di Fisica Teorica professor Scandolo con il premio che verrà dato appunto alla vincitrice. Io l'annuncio e voi date la motivazione. Okay. Come d'accordo. Allora, il premio Lady Maker Maker Faire Trieste 2022 va ai progetti M51 e M52 di Donatella Palma, che invito a presentarsi sul palco. Sentiamo le motivazioni. Allora, il progetto di Donatella Palma, che vieni a darmi la mano anche tu, dai. Il progetto di Donatella Palma viene premiato per l'attenzione alla sostenibilità ambientale e le opere fatte, le opere proposte sono 2, e anche all'attenzione all'educazione nella sostenibilità ambientale. La signorina ha un peso in questo. Okay, abbiamo un premio in denaro offerto dal Soroptimis Club e poi abbiamo la targa ufficiale che è offerta dal Centro di Fisica Teorica. Grazie. Professor Scandolo. Grazie, un applauso.
Continuiamo. E io invito a salire sul palco adesso. Intanto lo sponsor dei prossimi premi, che non sono Paolo, vieni, che sono in natura, come vi dicevo, non sono in denaro, ma sono in oggetti, e la giuria e le autorità che conferiranno i premi. Allora, lo sponsor Paolo, sì, in natura di quello che lui vende, però produce, diffonde cultura tecnologica grazie a tantissimi kit, oggetti, computer, robot, quindi lo ringraziamo, ogni anno ci riempie di scatole di oggettistica. Paolo, ti ringraziamo. Grazie a voi dell'organizzazione. Non è solo sponsor, vedete che la maglietta Maker c'è il suo stand con i robot che lui dimostra con i ragazzi in maniera è solo un divertentissima. piacere portare e distribuire kit per i ragazzi, insomma, sperando che la cultura si amplia, no? Grazie come sempre, noi ti ringraziamo. La parola alla giuria e alle autorità. Allora, la giuria è rappresentata da Lorenzo e da Alessandro e da Barbara. Allora, voi direte come avete scelto, senza fare ancora i nomi, giusto? Okay. E poi i premi vengono dati fisicamente, appena li stanno arrivando man mano, credo che ne abbiamo già, sì, qualcosa. Vengono dati fisicamente dalla vice sindaco Serena Tonelle, e abbiamo l'assessore Michele Lobianco, che è l'assessore a cui fa riferimento il comune per questo evento, diciamo, che è il Dipartimento di Innovazione e Tecnologia, quindi quale cosa migliore per mostrare che è importante questo che stiamo facendo, questa opera di, in qualche maniera, dare ai ragazzi più giovani una vocazione, un messaggio che non sono solo giochi, sono giochi perché sono divertenti, ma sono anche un futuro, insomma, possibile. Allora, la chiudo corta e lascio la parola alla giuria, intanto per i criteri di valutazione. Bene, buonasera. Allora, assieme a Barbara e Alessandro, più di qualcuno di voi ci ha... Ecco, magari... Grazie. No, troppo, adesso non esageriamo. Quindi più di qualcuno di voi ci ha visto girare oggi pomeriggio per gli stand, cercando di confonderci con il pubblico. Non so se ci siamo riusciti, siamo stati insistenti con qualcuno e quindi abbiamo visitato veramente tutti, che sono... Carlo, io ho contato più di 70, poi forse sono 75 progetti iscritti. Ecco, perfetto. Se non uno non ha potuto presentarsi per motivi dell'ultimo secondo di salute, sono 74 presenti. Infatti non abbiamo sbagliato. I nostri criteri, assieme a Barbara e Alessandro abbiamo pensato, sicuramente l'originalità era uno dei criteri guida, no? Direi originalità, ma anche la spettacolarità, perché ricordiamo comunque questo è un evento che vuole attirare l'attenzione e quindi riuscire a cogliere, riuscire ad avere, ad attirare il pubblico, insomma gli appassionati con i propri exhibit, e per noi era un elemento importante. Ovviamente anche lo spirito del maker, su cui magari anche Alessandro ci dice due parole, lo abbiamo cercato di cogliere nelle varie postazioni. E quindi questi principalmente sono stati i criteri che ci hanno guidato, ecco, nella selezione. Tutti i progetti veramente molto belli, molto interessanti. I premi, ahimè, sono solo 3, quindi alla fine abbiamo dovuto fare una sintesi e devo dire che siamo molto, molto, molto soddisfatti, direi, di quello che abbiamo visto. Vi lascio la parola anche ad Alessandro, che insomma un ospite speciale e che di Maker Faire se ne intende, direi, molto più degnamente di me. No, sono un appassionato. No, in realtà sì, ecco, aggiungo che vedrete progetti premiati molto diversi l'uno dall'altro, anche perché questo rispecchia la natura dei maker, che spaziano da progetti più tecnologici, meno tecnologici apparentemente, ma con molto ingegno, che sembrano cose distanti, ma in realtà sono un unico filo conduttore, e quindi ci siamo molto divertiti a girare, a chiedere, a interagire e soprattutto a farci raccontare che cosa c'era dietro i progetti, no? Questo è un consiglio che do a tutti ad una Maker Faire, di non solo farsi raccontare il progetto, ma anche da dove nasce, cosa hai sbagliato prima di arrivare a questo risultato, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, direi che possiamo vederli. Ok, allora, stanno arrivando i premi caldi dal laser. Vedo subito in che ordine. A questo punto diamo quelli... Ragazze, come siamo con i premi? Abbiamo già, ok. Iniziamo allora dai premi Maker Faire. Io l'annuncio e voi date la motivazione. Perfetto, okay. Poi viene consegnata dall'autorità.
Allora, iniziamo dal terzo premio Maker Faire Trieste 2022. Il progetto è il M35, stufa a pellet automatizzata con controllo remoto di Giacomo Bocchese, viene da Belluno. Terzo premio Maker Faire TS 2022. Motivazione, la motivazione la leggete, no? Per aver progettato un innovativo sistema che non manda in fumo nemmeno un briciolo di energia. Più bello di così. Si tratta di una stufa a pellet, giusto per capire. Allora Giacomo Bocchese è qua. Dai. I premi sono appunto dei kit Arduino a microcontrollore per poter fare il prossimo progetto, che c'è il prossimo premio, insomma, no? Grazie, complimenti. Secondo premio per Trieste 2022, il progetto lo leggerò in inglese perché il vincitore non è italiano, viene dalla sua vicina Slovenia, da Lubiana, non nemmeno da Lubiana, viene ancora più lontano. Il progetto, the second prize Maker Faire Trieste 2022 is given to the project M23 Show Horn for hands-free use of Uros Peternel. Invitiamo Uros Peternel. La motivazione del premio, intanto diamo il premio, dai, dopo leggiamo la motivazione. Complimenti, è un storico maker della Maker Faire, non è la prima volta che viene alla Maker Faire Trieste e ci rallegra sempre con la sua abilità incredibile nel lavorare il legno. Motivazione. La motivazione la leggerò prima in italiano e poi in inglese. Per essere un innovatore dalla testa ai piedi, for being an innovator from the head to the feet, perché ha inventato un calzascarpe senza l'utilizzo delle mani. Complimenti ancora. Arriviamo al primo premio Maker Faire Trieste 2022. Che dire, è un'emozione sempre decidere per voi, decidere chi è il premiato, per noi scoprirlo. Il premio va al progetto M63, bobina di Tesla musicale, Andrea Manzin. Ricordiamo che Andrea ha 19 anni, giusto? 19 anni, prevedo premi, non lo so a che livello, se vai avanti così. Allora, motivazione. Per aver dato luce alla musica elettronica. Ma che bellezza, abbiamo la giuria poetica ed è una bellissima motivazione. Invito tutti quanti ad andare al suo stand che è proprio davanti al municipio, vicino al monumento con la statua, vicino alla fontana, a ascoltare performance della splendida bobina di Tesla musicale di Andrea. Benissimo, abbiamo finito i 3 premi dei Maker Faire Trieste, ma abbiamo ancora 3 menzioni speciali della giuria che sono ugualmente importanti. Allora, iniziamo, qui siamo nell'ordine inverso, diamo la prima, seconda e terza, così, ma non sono in ordine di merito, sono semplicemente categorie diverse, sono tutte pari merito, diciamo. La prima menzione che la giuria ha ritenuto dare è nella categoria Young Maker, il posto dove faccio... Ah no, sei tu che suoni. Pensavo che fosse io che faccio interferenza. In automatico. La categoria è quella di Young Maker, in cui si premiano i maker più giovani per la passione, per i progetti che fanno e anche per essere un modello per i loro coetanei. E va al progetto M53 RoboBats di Project 40, Giuseppe Pirillo e Denis Oliviero. Invito i 2 ragazzi. Premio e facciamo le foto di rito, giustamente. Anche loro, vedete, sono giovanissimi. Il premio Young Maker è proprio per riconoscere che hanno 17 anni, giusto? 16 e 17 anni. Ragazzi, anche qui c'è un futuro brillante davanti a dei maker che soprattutto hanno una coscienza così
dedicata alla sostenibilità e tutto. Ma non voglio rubare spazio alla motivazione. Vai Barbara. Per aver sviluppato un'idea che ci potrà aiutare a mantenere pulito il nostro pianeta. Un applauso a Robo. Andate a vederlo. Grazie ancora a Giuseppe Pirillo, Denis Oliviero. La seconda menzione speciale che la giuria ha ritenuto di dare è in una categoria diversa, che è la categoria Science Picnic, e quest'anno ho voluto dare 2 menzioni speciali in questa categoria di Science Picnic. Cos'è il Science Picnic? Science Picnic è un concetto che a noi ci teniamo molto. Io, lavorando al Centro di Fisica Teorica, come diciamo dal punto di vista della scienza, sappiamo che è importante la divulgazione e la disseminazione della scienza. Forse la missione principale in questi anni così turbolenti, in cui si sente sempre dire un po' di tutto, è dare una corretta informazione scientifica, ma bisogna anche darla in maniera divertente. Quindi Science Picnic è la scienza divertente. Il progetto che vince la prima di queste 2 menzioni è M73 Scrap Science di Gregor Osredkar, anche lui viene dalla Slovenia. Special mention for Science Picnic Project, Gregor Osredkar, Science. Barbara, motivazione. Anche qui in italiano e in inglese. Per aver sviluppato un progetto Supersonic for the Super Sun Project. Complimenti ancora a Gregor. Andate a vederlo. Lui raccoglie oggetti di ogni genere e specie, quelli che noi getteremmo via, e produce esperimenti scientifici con quello che trova. Quale più bel esempio di riciclo e recupero, quindi ecologia mescolato alla divulgazione scientifica. Arriviamo alla seconda delle menzioni della giuria per Science Picnic. Non ripeto cos'è il Science Picnic. La menzione va al progetto M23, i progetti storici del professor Marco Delise, che invito sul palco. E capirete che sono progetti storici da come si presenta sul palco, in divisa d'ordinanza, quella con cui va a scuola tutti i giorni. Marco Delise è un professore qui di Trieste, al quale voglio dire facciamo un applauso particolare, perché mi diceva quest'anno ho avuto il primo incarico ufficiale, diciamo non di supplenza temporanea, forse qualche giorno, è professore in una scuola a Trieste. Io farei la gara per andare a mandare i miei figli nella sua classe, sapendo che poi partiranno legionari. Assolutamente, assolutamente. La motivazione, scusa Barbara, ti trattengo. Ma per aver portato la tecnologia nell'insegnamento della storia per appassionare le nuove generazioni. Sono particolarmente vicino, perché è nel nostro Fab Lab a Miramare che Marco viene a produrre, stampare in 3D, tagliare al laser, costruire con tutto il suo ingegno questi manufatti dall'antichità. Marco Delise, progetti storici. E con questo direi abbiamo chiuso la premiazione quest'anno. Ringrazio nuovamente la nostra giuria eccellenza tecnica, molto bene, e ringrazio ancora il sindaco per il imprescindibile supporto. Grazie ancora. Volete fare un saluto? È la prima giornata, chiudiamo a breve. Adesso dirò cosa succede dopo, non è che chiudiamo adesso. A me il compito. Chiudiamo questo momento ufficiale, un momento ufficiale della cerimonia, lo chiudiamo con la vice sindaco. Bene, davvero congratulazioni a tutti coloro che sono stati premiati e menzionati. Grazie davvero all'ottimo speaker Carlo Fonda, e un ringraziamento anche ad Enrique Canessa, tra gli organizzatori di ICTP, e naturalmente il Comune di Trieste, Lorenzo Bandelli, ma soprattutto grazie davvero ai maker per aver aderito alla manifestazione e ad aver risposto alla chiamata a rendere così ricca la Maker Faire edizione 2022. Il Comune di Trieste ci tiene a questa manifestazione perché è uno strumento di divulgazione scientifica, ma soprattutto che aiuta a stimolare la curiosità dai più piccini ai più grandini, e questo per noi è assolutamente importante. Non a caso accanto all'innovazione c'è anche la mia delega alle attività economiche, perché noi crediamo che possa essere davvero
un punto di competitività in più per tutta la nostra comunità. Quindi grazie a voi che la vivete così pienamente questa manifestazione, e buona Maker Faire e buona visione, e divertitevi a scoprire le cose. Grazie mille. Di solito il cerimoniale dice che dopo il vice sindaco non parla nessuno, perché io sono un vecchio cerimonialista, quindi un vecchio uomo delle istituzioni. Allora è bello, uso questo termine bello, no? Che non si usa molto, è bello essere veramente immersi in questo evento della creatività, della scienza, della scommessa e della sfida continua a creare. E il Comune di Trieste non può non essere un corroborante catalizzatore di questo. Non mi stancherò mai di sottolineare la presenza nella nostra splendida città dell'Urban Center, luogo che è appunto straordinario di catalizzazione di idee, nel senso che il Comune di Trieste ha creato questo luogo dove se uno ha un'idea se la può giocare. Ed è bello quindi altresì essere qui in questa festa, in questa straordinaria festa, dove ognuno che ha veramente un'idea la può mettere in campo, la può far, come dire, ammirare, apprezzare. Il prossimo anno c'è il decennale, no? E quindi mi auguro, anzi il Comune di Trieste sarà pronto per una scoppiettante fantascientifica edizione che vedrà questo luogo ancora più vivace, ancora più ricco di iniziative. Io inizio a pensare qualcosa, posso partecipare anch'io per portare qualche invenzione, perché io amo anche inventare qualcosa. Quindi, a parte questa battuta, un abbraccio e buon vento al Maker Faire e alla prossima edizione, che ovviamente ci vedrà tutti qua presenti. Arrivederci a tutti. Ringraziamo e salutiamo con l'autorità. Ancora un applauso anche alla giuria, ripeto, un lavoro nascosto e importantissimo. Ringraziamo Alessandro che è venuto da Roma per essere presente alla Maker Faire Trieste e che è un grande onore per noi. Abbiamo liberi tutti, abbiamo invertito l'ordine delle cerimonie, ci dispiace, ma noi siamo creativi. Come diceva l'assessore, la creatività vince, come l'amore vince su tutto, no? Allora, ringraziamo libertà. Abbiamo un po' di paura in questo momento qui sul palco, perché io sento delle voci che mi arrivano dallo spazio profondo e ho paura che ci sia un'invasione a breve di cose terribili. Sento delle voci. Vediamo se indovinate da dove vengono queste voci. No provare, no. Fare o non fare. Non c'è provare. Non c'è provare, fare o non fare. Accidenti, io questa voce la sento arrivare da uno spazio profondo. Yoda, abbiamo la vincitrice che ha indovinato chi è. Non vinci niente, però dobbiamo stare attenti. Yoda cos'è? È un cavaliere Jedi. Sì. Esatto. E cosa fanno i grandi maestri Jedi? Come combattono? Con la spada laser. E io ho una grande paura che qui stia per arrivare sul palco qualcosa di terribile. Ragazzi, scappiamo? Stanno arrivando. Tra l'altro, le spade laser. Le spade laser arrivano, e volevo dirvi questa cosa per chiudere perché è importante. Oddio. Una volta hanno chiesto a un cavaliere Jedi, a un maestro Jedi, ma questo è il tuo lavoro? No, Obi. No, no. Dopo questo... Obi-Wan. Dopo questo... Uso per sempre, no. non dirò più robe. Ecco. Devo dirmi delle robe invece. Devo Eccoli. dire queste robe qua? Scusa, non mi ricordo come si pronuncia questo. Oh, perfetto. Allora, dalla serie animata Clone Wars, Anakin finalmente ritrova, mi sono dimenticato, Ahsoka. Ma purtroppo la giovane Jedi è stata corrotta da Darth Maul. Ahsoka, sono io, sei salva ora, andiamo. Sei fiero di me, maestro. Cosa?
Ma certo che sono fiero di te. Dai, andiamo via di qui. Ha ragione lui. Ha perfettamente ragione su tutto. Devi unirti a lui. Egli vuole solo ciò che è meglio per l'universo. Ehi, che ti succede? Eccolo, sempre con le sue critiche, il maestro. Ma è che tu creda veramente in me. Che ti fidi di me. Beh, non ho più bisogno di te ormai. Ahsoka, ascoltami. Lui ti ha fatto qualcosa, cerca di reagire. Questa non sei tu, Ahsoka. Non sono io. Non mi era mai successo di sentirmi così me stessa. Mi ha chiesto di darti un messaggio. Ha detto che se non ti unisci a lui, sarà fine alla mia vita. Non glielo permetterò. Allora tu sarai costretta ad uccidermi. Dal film Star Wars La vendetta dei Sith, Anakin, ormai passato al lato oscuro della forza, affronta in duello il suo maestro Obi-Wan. Questa è la tua fine, mio maestro. È finita, Anakin! Sto più in alto di te! Tu sottovaluti il mio potere! Non provarci! Tu eri il prescelto! Era scritto che distruggessi i Sith, non che ti unissi a loro! Dovevi portare equilibrio nella forza, non lasciarla nelle tenebre! Io ti odio! Dalla serie TV Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan incontra dopo 10 anni Anakin, ma il suo apprendista si è trasformato nel signore dei Sith, Darth Vader. Anakin. Anakin.
Anakin non c'è più. Io sono ciò che ne resta. Mi dispiace. Mi dispiace, Anakin. Per tutto. Non sono il tuo fallimento, Obi-Wan. Non sei tu che hai ucciso Anakin Skywalker. Ma io. Esattamente come distruggerò te. Allora il mio amico è morto davvero. Addio. Darth. Obi-Wan! Guarda che adesso ve lancia per aria adesso. Come vi chiamate come team? Star Wars Clan Trieste e li trovate là dentro, là dietro. Vabbè. Dentro il tendone. Ancora un applauso Star Wars Clan Team Trieste. Io direi a questo punto, qui purtroppo non si poteva per motivi di sicurezza avere il buio sul palco. Questo spettacolo al buio io l'ho visto in parte, alcune scene fatte allora al buio, è una cosa spettacolare. Se dopo fate il giretto tra le vie combattendo al buio del tramonto, nessuno vi dice niente, Lì si può fare al buio. Qui dovevamo Cioè, avere tipo le andare luci. a Quadre Rio si può fare. Sì, qua intorno, io mi aspetto che intanto Non li salga- arresta che dopo. possano salire degli ignari viandanti facendoli effetto. Dai sulla scalinata del Santa Maria Maggiore. bello, Sì, bello. sì, no, qua in Ma quelli piazza, piccolini in si piazza. chiamano Ewok. Come Grazie, si chiamano? io ringrazio ancora. No, ma quelli che no. Ewok? Possono no, quelli lì sono tipo orsetti. Come si chiamano questi qua? Java. Qui- Putini! E Questo qui questi? sull'angolo del padiglione, Putini! chi è interessato, insomma, è un gruppo, un club, un'associazione, magari a qualcuno interessa entrare a far parte di questo bellissimo mondo, andate a parlare con loro. Grazie Bello. ancora a Star Wars Club Trieste. Bello, bello, bello. Adesso il prossimo performer avrà anche delle cose luminose, però sarà un performer di musica. Lo so, e, quindi viene da lontano, non da galassie far far away, viene da Belluno Sedico, dal Fab Lab Dolomiti di Sedico Belluno. Abbiamo una chitarra molto particolare. LED. Una chitarra LED. Ecco che sta arrivando, E anche in questo De caso, Luca Labs, Lorenzo. anche in questo caso fossimo al buio, tutto sarebbe Certo, però poi nel suo stand incredibile. andate lì e lì ci saranno faville. Beh, ma anche così fa scena. fa, al suo anche perché, così al suo funziona. perché. Sì. Vuoi il microfono? Abbiamo bisogno di un microfono. Eccolo.
Ecco, intanto si preparano, tu ci spieghi per bene il tutto. Va bene. Buonasera a tutti, grazie. Quanti LED ha sta chitarra? Questa è una bella domanda. Adesso bisogna dire che si può iniziare. Adesso sì. Beh, allora, quanti LED ha? 818. 818? Esatto. Palindromo per caso, perché ci siamo accorti che dovevamo togliere qualche LED, volevamo farne 1000, però 1000 non ci stavano, proprio a livello di densità, non riuscivamo a mettere LED di quella dimensione così tanti, e alla fine ci siamo accontentati. E ha dei movimenti programmati? Allora, o succede qualcosa mentre suoni? Anche questa, diciamo, sono dei LED indirizzabili, quindi in realtà possiamo fare quello che vogliamo. In questo caso sono programmati, però quando siamo sullo stand abbiamo collegato un microfono e rispondono, diciamo, alla musica che suoniamo o In realtà l'obiettivo finale sarebbe poterli controllare come le luci del palco, quindi con le luci di MX. Ok, sì. Però ovviamente quello serve creare tutta una parte di scene che poi funzionino con Scenografia, l'intero con le palco. luci, Ecco. sì, certo. Però Ma anche delle scritte puoi far passare? di fatto sì. Cioè, questo... Perché noi quando suoniamo alle serate, magari la serata va per le lunghe, tipo andate a casa, una roba del genere. Certamente. Piccole robe. Questo è interessante, secondo me. Sì. Ok. No, suggerimenti è nella perfetto. pratica. Applausi quando magari qualcosa non funziona. Chiarissimo. Fantastico. Diciamo che è praticamente uno schermo. Sì. È un maxi schermo, è esattamente la stessa tecnologia che viene usata nei maxi schermi. Quindi qua, solo che abbiamo fatto la forma della chitarra. E avete dovuto fare delle modifiche sulla chitarra notevoli o la chitarra è più o meno quella? In realtà i LED sono un circuito che abbiamo incollato, abbiamo avvitato sopra la chitarra. Quindi diciamo che abbiamo sfruttato le viti, i fori delle viti che c'erano già per il battipenna. Sì. E abbiamo aggiunto un paio di altri fori, però in realtà la chitarra è praticamente originale al di sotto. Ok. Quindi e l'obiettivo finale sarebbe creare un progetto così che possa essere anche commercializzato e fornito magari a qualche performer che lo possa installare sulla sua chitarra di qualità, perché ovviamente sì, non è che posso mettermi a fare dei buchi magari nella Fender del 69, no? Devo fare qualcosa che non sia invasivo per il mio strumento e che possa essere aggiunto nel momento in cui voglio fare la performance. E questo è un po' quello che abbiamo cercato di... Adesso... E poi per programmare i LED colleghi quella scatoletta, immagino? Esatto, la scatoletta che vedete... No, la scatoletta è questa qua. Sì. E non vedo nulla con questi occhialini, però va bene. La cosa molto interessante che state vedendo adesso nel setup non è il classico setup per una chitarra normale, basta collegare un filo, no? Perché lo stiamo facendo? Perché i LED emettono del disturbo. Il LED darebbe fastidio nel suono. E quindi l'unico modo che abbiamo trovato per risolvere questo disturbo non è solo schermare la chitarra, bensì è anche mettere un filtro che filtri via questo rumore, che lo tolga, diciamo così. E questo è proprio quello che abbiamo, la parte, sembra una cavolata, però la parte più difficile di tutto il progetto, riuscire poi a farla suonare in maniera decente, ecco, non, senza un fischio. Se riusciamo, Leonardo ci farà sentire la differenza con e senza il filtro. Capirete che se c'è il filtro attivo, praticamente noi potevamo buttarla nel cestino questa chitarra. Anche perché man mano che si sommano i LED aumenta il disturbo? Chiarissimo. Il LED di fatto è uno dei componenti elettronici che disturba di più. Il LED? È incredibile, ma Sembra... anche un singolo LED magari rovina un suono, comunque emette del disturbo. Quindi immaginate, qui ce ne sono più di 800. Ma questo l'avete scoperto dopo che le avete montate tutte 218? Ovviamente. Okay. Abbiamo finito. Eravamo... pensavamo che sarebbe successo, ma speravamo non succedesse. Ecco. Certo. Però ovviamente quando siamo arrivati la chitarra era già pronta, non potevamo dire basta, non funziona. Quindi ci siamo così
rimboccati le maniche e abbiamo detto adesso si comincia. Si comincia, esatto. Adesso, vedete, sembra semplice, ma... E quanto tempo siete stati per assemblarla? Questo, diciamo che l'abbiamo fatto per un concorso per fare chitarre custom. Siamo arrivati quarti su 400. Quello di Thomann. Esatto, siamo arrivati quarti su 400 chitarre presentate. Ma direi un bel molto risultato. bene. Grazie. E ci siamo accorti che c'era questo concorso un mese prima che finisse. Quindi noi abbiamo visto su internet che c'era questo concorso un mese prima. Quindi immaginate, tempo una settimana per mettere un attimo giù le idee, circa 3 settimane. Ma già con le idee chiare oppure c'è un concorso, inventiamoci qualcosa? Esatto, un mese inventiamoci qualcosa. Ecco. 3 settimane quando avevamo l'idea. Per farla. Però ci siamo stati aiutati da 15 ragazzi di Belluno, 15 nostri amici, ecco, che praticamente hanno tutti tecnici, ingegneri, progettisti, firmwaristi, davvero designer, perché dopo vi faremo vedere, ma dietro è tutta incisa la chitarra. Quindi siamo stati aiutati da tutti, abbiamo speso migliaia di ore di tecnici, di ingegneri, però alla fine in meno di un mese siamo riusciti ad avere lo strumento. Adesso avere la scadenza, no? Sì, diciamo che non è stato semplice, probabilmente se avessimo avuto un po' più di tempo anche il risultato sarebbe stato più pulito, però diciamo che è un work in progress. Come cosa avreste migliorato avendo un mese in più? Questa, diciamo, come potremmo dire? Sicuramente la parte di controllo, un po' più smart, più connessa, magari con un'app, quello è l'obiettivo finale. Dicevo, l'integrazione con le luci del palco sarebbe perfetto, però diciamo che la parte principale non mi ha... sì, mi piace già così, ecco. Direi che abbiamo già raggiunto un bel risultato. Ovviamente c'è sempre margine per il miglioramento. Sì, chiaro. Adesso... Penso che ci siamo quasi. E chi suona? Lui? Leonardo, che è il nostro chitarrista. Forse c'è qualche problemino, vediamo. Marco che ci tiene, provare un accordino. Vabbè, ci siamo, forse. Speriamo bene. Per dirvi un aneddoto, ecco, vi dicevo 15 ragazzi. Di tutti questi ragazzi io sono l'unico che non sa suonare la chitarra e sono quello che ha pensato praticamente il progetto. Sono il clarinetto, però... Diciamo che... un clarinetto LED, cioè è avantissimo. Quello è il prossimo step. Sì, diciamo, sì, che sì. quello proprio... Poi, se mi fate il pianoforte ve lo compro. Il pianoforte a coda. Con i tasti LED. Forse sì, che appena premi si accende uno. Perfetto. Se lo fate sotto i 100 euro, Steinway, lo prendo subito. Eccolo lì. Benissimo, dai, ci siamo quasi? Ci siamo, ragazzi. Siamo. Wow. Giusto 2 note così, giusto per far vedere che è una chitarra funzionale. Sì, lo devo fare.
Grazie, grazie. Posso provare? Certamente. Posso provare? Lui. Posso provare? Certamente, grazie. Siamo proprio contentissimi di potervi far vedere questo strumento. ACDC subito. Sì, no? She's so mine and see to me reminds me of childhood memory when everything was flash from blue sky. No one's ever to see your face. She's taking me away to the special place. And as time goes on, the problem is first time to cry. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet love of mine. Reminds me of the one set place where it's shine. I pray from a thunder and the rain to quiet the place you by. None damn and to see your place where it's shine. I pray from a thunder and the rain to quiet the place you by. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet love of mine. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet love of mine. Marco! Max. Beh, da immaginare tutto questo su di un palco al buio, inizio concerto. Voglio che la prendi. Grazie davvero. Cioè, Grazie ragazzi. sono io quello che è emozionato in questo stupendo, davvero. Wow. È un peccato, tra virgolette, che non abbiamo messo la modalità RGB adesso perché volevamo suonare Yellow, però va bene, va benissimo. Okay. Magari Grazie mille. prossimamente, ragazzi, grazie mille e se volete Grazie a voi. cercate De Luca Labs. Ringraziamo ancora il De Luca Labs e tutti i ragazzi di Belluno, sono tantissimi, Grazie. hanno 4 stand nella via dei Fab Lab, andate a trovarli, ci sono tanti bei progetti, andate a trovarli a Sedico, al Fab Lab Dolomiti e andate a suonare con loro, insomma. Arriviamo all'ultimo l'ultimo talk, che non è un talk di questa serata, l'ultimo intervento dei Maker, che è un gruppo di ragazzi qui di Trieste, ragazzi come me, ragazzi degli anni 80, diciamocelo, che vuole lanciare un guanto di sfida al nostro pubblico. Perché chi di noi non ha giocato in gioventù a qualche innocuo videogioco piuttosto che studiare o fare i compiti? E i videogiochi ci hanno formato, sono parte della nostra crescita, della nostra storia e a volte ritornano nella nostra mente. Quindi abbiamo una sfida al riconoscimento dei videogiochi da parte del gruppo 12 bit di Retro Gaming, ma soprattutto abbiamo anche un momento di un ricordo importante. Molti di voi avranno visitato il tendone qui e si saranno domandati che strano nome che ha questo tendone, perché c'è il tendone Workshop, il tendone Fab Lab e poi c'è un altro strano tendone. Adesso ci spiegheranno perché si chiama così. Allora,
Anzitutto, buonasera a tutti. Noi siamo il team Retro Gaming 12 bit. Cosa vuol dire retro gaming? Spieghiamolo in 2 parole per chi magari non conosce questo strano termine. Significa che siamo amanti di tutti i dispositivi elettronici, home computer e console che hanno dominato la scena a partire dagli anni 70 e fino agli anni 90. Quindi copriamo un periodo di circa 20 anni che va proprio dalle prime console, avete presente il tennis elettronico, le Pong Machine, passando per i primi giochi come Arkanoid, come Frog, come tutti i classici dell'Atari, arrivando ovviamente a Super Mario, fino poi alle prime PlayStation. La nostra missione è quella quindi di portare, di far toccare con mano a tutte le persone che vengono a giocare con noi le macchine originali dell'epoca, quelle che appunto hanno fatto la storia del videogioco e soprattutto proprio i giochi, quindi proprio avere la possibilità di provare a giocare con noi. Siamo allo stand 33, siamo all'interno del padiglione Zonk. Zonk, questo nome Zonk, ecco, lo vedete qui insieme a noi perché è come se fosse con noi. Zonk, che era diciamo un soprannome di Federico della Zonca, è stato socio fondatore del nostro gruppo 12 bit e è stato sempre presente a tutte le fiere e purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno. Quindi gli amici del Maker Faire, visto che abbiamo sempre collaborato, hanno omaggiato questa grande persona che era sempre con noi, dedicandogli il tendone. Anche noi gli dedichiamo tutte le fiere e la sfida che andiamo a proporre a tutti coloro che vogliono giocare con noi è quella di provare a superare alcuni livelli di Super Mario che abbiamo creato appositamente e che ricalcano un po' alcuni degli episodi storici che diciamo coinvolgevano questo personaggio. Quindi una cosa molto goliardica, molto simpatica, perché la persona era così e quindi ci piace ricordarlo in questo modo, in un modo molto 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 così simpatico, giocoso, come a lui sarebbe piaciuto. Ci piace anche fare tutta una serie di attività un po' particolari. Ad esempio adesso uno dei nostri principali collaboratori sta provando a proiettare direttamente sui palazzi di Piazza Unità un Commodore 64 e chi avrà il piacere di provare può accomodarsi di là. Ovviamente cerchiamo di non fare le ore piccole vista l'ora, visto che siamo qua di mattina, ma chi avesse voglia di provare a cimentarsi con una partita. Guarda con che maglietta sono arrivato stamattina. Oh, ce l'avevo prima, ce l'avevo prima. Bene, allora, graditissima la presenza, potete provare. Possiamo provare anche noi, ok. Alla peggio si fa solo brutta figura. Sì, quindi, sì, ma questa sicuro la faremo. Voglio dire, ma siamo pronti. la facciamo anche noi, quindi e nel caso chi ha voglia di vedere, di provare. Perfetto, quindi tutti sono invitati alla sfida nel padiglione dei 12 bit retro gaming, ma anche domani, perché li trovate lì e anche andate a trovarli, a conoscerli, magari vi viene la voglia di unirsi a questo bellissimo gruppo che porta, secondo me, la gioia di un periodo che a me è rimasto nel cuore, quando giocando si costruivano mondi. Oggi ci sono i videogiochi, ce ne sono tantissimi, forse troppi, non so, io penso che il fascino di certi giochi, di certi anni, sia veramente una cosa insuperata tuttora. Quindi a questo punto però vorrei fare una cosa, facciamo un applauso a Zonk. Assolutamente. E con questo, che era l'ultimo momento bello, divertente e anche serio di questa Maker Faire, come tutti sono stati i momenti di questa giornata, ci avviamo verso la chiusura. La fiera è ancora attiva, vedete, però stiamo cominciando a mettere in scatola le cose e fra un po' dovremo chiudere. Quindi abbiamo gli ultimi minuti che lascerei al nostro mitico Dream Team qui sul palco. Drink Team.
a me piace sempre dare le sfide possibili a Maxino, che cioè, arrivo qua e dico adesso però devi fare il triplo salto mortale. Tu ti ricordi che noi abbiamo un inno, vero? Mi ricordo che voi avete un inno. Tu l'hai creato quell'inno, No. ma sì. Allora, quando passa più di un Viene anno, cancellato. due, la memoria, cioè la memoria Però RAM la mia sfida è tu domani chiudi la Maker Faire Sì. con l'inno della Maker Faire 2022, vero? Ah, la nuova? La nuova, Ok. questa. Questa Quest'anno. nuova, questa di quest'anno. Avrà un inno sì. questa Maker Ah, Faire. per forza che avrà un Avrà inno. un Come inno. vuoi non avere un inno del Sapete che 2020? domani sera c'è un workshop importantissimo qui, Maxino ci spiega i trucchi del mestiere. Sì. Cioè, dopo lui non troverà più lavoro perché faremo tutti il suo lavoro e No, saremo è in grado di finita, perché improvvisare. da Lui ci domani dirà, in poi- c'è in realtà è un trucco, cioè tipo vai lì, fai clic clic e si fa. Lui C'è- l'ha sì, c'è scoperto un- per caso. C'è un'app, no, Sì, che c'è si chiama un'app. iMaxino. Esatto. Tu la Cioè, installi no, e a fai me non tutto. funziona più. No, non la scarica più. infatti è aggiornata Devi trovare iOS un- 7 tipo. Devi trovare un hacker qui che te la sistema. sì. Comunque domani, sera prima di chiusura, c'è questo workshop sulle improvvisazioni musicali e allora gli lancio questo guanto di sfida, mi deve produrre un inno anche quest'anno. Vabbè, te la produco. Vi lascio il palco a voi ragazzi, grazie a tutti per aver seguito le iniziative, i talk, i presentazioni e seminari di questa giornata. Abbiamo ancora mezz'ora, andiamo dai maker, parliamo con loro. Grazie ancora ragazzi. Grazie Carlo, Ragazze. Grazie, Carlo. Grazie Carlo. Allora, più de adesso? fare i Guns così, No, cioè, basta. con abbiamo quella fatto- chitarra là, Abbiamo con- fatto quelle, basta, secondo me Basta. basta, siamo in silenzio e basta. Però, guarda, amico, questa tastierina, ho portato questa tastierina perché io ero sicuro che i maker questa gli affascinava. Era per non portare robe pesanti, soprattutto, per non portare robe ma domani... Ci mi sa allacciamo che- sempre alla tua pigrizia, ma domani sarai costretto, credo. Mi sa che domani sarò a portare costretto. la tastiera vera. Però Gavù un suo fascino questa tastierina, Sì, devo sì, dirti. sì. Mi diverti tantissimo. Mi Devo aver... replicassi. Dai, adesso se vuole può fare una, se vuole qualche richiesta, qualche canzone richiesta. Stasera mi butto. Rocky Roberts. Rocky Roberts, Lola Palana. Sempre il borderò. Sempre il borderò. Vabbè, ti te la sa, chi te sa quella? No. Allora, aspetta, Rocky Rock comincia con quante volte mi chiedevo che e invece no. Ecco il balletto. Tu guardavi tutti meno me e io credevo invece. Ho deciso che mi butterò e qualche cosa combinerò. Questa volta non ci sono se dopo. Fermi tutti, adesso tocca a me. Stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Adesso tocca a te. Oh, questa me la sono ricordata al volo. Questa sapevamo. Altre robe che non sapevamo? Vai, adesso tocca a te. Qualche altra canzone così al volo, vediamo se riusciamo a farla a due mani o anche con delle voci a caso. Perché? Perché sì. Sono contrario a questa roba delle voci Perché a caso. sì. Che ogni tanto lui... Dai, una bella. Cacciavite. Cacciavite la cantava Bon Jovi. Fatti bravo cantava. Fatti bravo in coppia con Bon Jovi. Che se normalmente. cacciavite solo un attimo. Non è cacciavite. No, vabbè. Questa non la sapevamo. Cacciavite No, non la sapevo. sapevi. Cacciavite no, neanche voi? No. Forse Elisa, te conosci Cacciavite del Patti Bravo? No. Chissà se Patti Bravo conosci Cacciavite di se stessa. Questa no. Vabbè. Allora, prima eravamo arrivati al punto Sarabanda. Sì. No? Quindi, allora, Mi sono a complicazione. disposizione. Sono pronto? Sì, se Ok. servi. Ok. Vediamo. Parto con l'intro di questa canzone. Sì. E dovevamo indovinare? Sì. Tutti? Tutti. Cioè, praticamente le persone qua davanti, ziga il titolo. Sì. Ecco. Dai. Un pugno, una carezza, un... Sì, una sciaffa. A caso. Quasi, erimo quasi. Una carezza in un pugno. Una carezza Oh, indovinavo in Vai, un pugno. pezzetto. Ah, ok. Nel senso che usiamo le canzoni così dopo mi faccio il pezzetto Sì, dell'imitazione. pezzetto, vai. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia. Una bellissima imitazione di
Sbaglioni, sbagliata, però de Baglioni. Questa canzone Quindi qua. te sbaglioni. Sbaglioni, Ok. sbaglioni. Non c'è un riverbero, ma noi facciamo lo stesso. Anche un po' così. Sì, sì, sì. E stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendino nell'ombra apparirà. Flavio Furiana. Prossima Vabbè, canzone. vabbè. Occhio, Prossima canzone. Nominata. Vacanze romane. Vacanze romane. Beh, devi cantarla Cosa devo Ornella, fare? credo, Vacanze romane. Quelle parole giuste. Quelle parole. Roma, dove sei? Eri con me. Oggi prigione tu, prigioniera io. Roma, vecchia città. Ora dolce realtà. Mi sto inventando le parole. Andava benissimo fin qua. Perché non me le ricordo, mi dispiace tanto. Ma Vai. piove il cielo sulla città. Tu con il cuore nel fango. L'oro e l'argento le sale da te. Paese che non ha più campanelli. Poi Ornella Serafini. Ok. Una chitarra a 100 illusioni. Cosa? Marlene. Sembra la sigla del pranzo servito. No, ma ha ragione, è Lili Marlene. Lili Marlene. Lili Marlene. Solo questo. Che è quella che adesso si poteva usare anche per il negozio Leroy. Perché non fa la sigletta? Leroy Merlin. Perché non fa la sigletta? Leroy Merlin. Che diamo la pubblicità. Basta niente. Vabbè, un'altra. Questo qua, giro di accordi. No, aspetta, ho sbagliato. La sa, Massimo? Ah, sì, ok. Quale? Quella col titolo lungo. Era You Shook Me All Night Long. Si arriva per un poco? Sì, Che suoni tutto. Tutto. She was a fast machine, she had a monocle. She had a fast time woman down her scene. She saw the tower eyes, now I mean no lies. Walking me up, those American time. Take it for the shit, take it right and come here. She got it over the west, ready there. Cause the world started shaking, and I was screaming, my mom was thinking, we were crazy by her. Shook me all night long. I rather talk about you. Shook me all night long.
No, ma Così è fantastico. difficile. Boh, Cernecca, basta, tastiera grande. Adesso questa, Cernecca suona due qualsiasi casse cosa. wifi piccole. Basta. Two man band più una Basta. woman. Finito tutto. Basta. Sei Allora, fantastico. un'altra. Vado? Sì. Aspetta che penso come fa l'intro. Aspetta, ok. Tra l'altro un giornalista che parlava degli inizi delle canzoni era No. Intro Montanelli. Era... Intro? Intro Montanelli. Mi la so. Inevitabilmente Ti la so. sa. Nessuno? Mi ricordo solo una parola. Amore bello. Amore bello. Amore bello. Amore con bello due con B. due B. Ok, va bene, vai. Così vai via, non scherzare, no. Domani via, per favore, no. Devo convincermi però che non è nulla, ma le mie mani tremano. No, in qualche modo io dovrò restare a galla e così te ne vai, ma non mi sente adesso, balliamo ancora dai, sì è lo stesso. Amore bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore, ma non lo so dire. Amore bello come un bacio, bello come il buio, bello come Dio, amore mio, non te ne andare, perché così non è giusto se è così, se te ne vai, se te ne vai via così, finisce allora tutto qui, fra poco andrai, ho letto l'ultimo oramai. Bravissimo. Radio Furia e Max Fantastico. Ma Multimano. posso dire una roba? Che uno dice, no, questa roba piccia molto tecnologica che fa tutto sola. Invece no, è completamente manuale questa. No, sta È tutto facendo tutto Max diversa. praticamente. È la roba più difficile Ma del Max, mondo. se è una canzone o una tua roba che ti puoi fare con questa tastiera tricky? Con questa tastiera tricky? Sì, ma cosa però? Cosa sì. devi scegliere, sì. Sì, tutte. Serie o buffe? Ah, cazzate a sto punto. Dai, a richiesta quel che volevi, mi viene in mente qualcosa. Come quel che vuole, sta attento. No, parte te che hai già detto 200. Allora, qualcun altro, richieste a caso. Dato che mo devi andare avanti ancora 10 minuti 10 prima che minuti ne buoni. spari, quindi perché se no, se parti del compilation, Ailo. Perché volevo le richieste, tieni Ailo. Zeriva. Con un bacio piccolissimo. Beh. Allora, gentile richiesta, non volevamo farla, ma nella richiesta, quindi un tocco. Hello, Sì. sono me. Michino. Sempre quella da 8 anni. Ah, è quella. Sono Adele della Wind, codice 4266. Guarda, non ho neanche il telefono qua conto, quindi insomma adesso... Hello, Sì, pronto? può sentirmi? No, c'è il telefono che gratta. Sarà colpa certamente dei bastardi del latino. Che sono anche d'accordo. Comunque, a parte questo, mi godito con Windows. Hello, Sì, pronto? veramente. Giuro, se troviamo anche abbastanza bene. Dove solo vergognare, voi all'inferno mazzi. Dove studia marketing, immagino. Sì. Sì, mi sono accorto, sì. Siamo dell'Allianz. L'Allianz.
Stii attento Che cosa? che la può morire domani. Ah, scusi che devo fare una roba un attimo. Ok, perfetto. Tanto qua viene coperto. Tanto non si vedi, no? Si vede. Vabbè, vado. Pronto siamo qui di sky. Cosa vuole? Perché non la rispondi mai? A me che sono in bagno, c'è proprio che avevo una selezione. Ti dà una proprio, comodina qua. Sì, sono sentato. Se il pacchetto premi Non interessa. non la può dir te no. Basta. Con cartoni e calcio. Basta. E anche un po' di YouPorn. Quanto viene al mese? Così chiedo per sicurezza. Dico già Netflix a questo punto. Cosa Netflix? Pronto siamo della crime. Ok. Cose in offerta 3 bancai. Le cosa? Pacchi denti in alle. Vabbè, ok. E sorbenti scatur. E subito l'imbrodo. E la carta del culo. Mi pareva benissimo. Era godito culo. Perfetto, vabbè. Infine. Un pezzo. Elisa Bombacigno. Maxino! Sì, a memoria, senza Intanto- pezzi, a casaccio. Perché Intanto lui si sta arrabbiando, mi pare che sì. Sì, se non te fa un bacio piccolissimo, adesso vengo là e te butto. Fa un bacio piccolissimo. Sai che mi non sento niente, perché mi sento voi sulle casse, solo muovo la Un testa. bacio piccolissimo, perché non te la vuol fare? Per Perché, un bacio perché te piccolissimo sono una con le persona labbra tue di zucchero. del fornaciari, tra l'altro, Sì. quindi neanche bene. Proteine. Neanche tanto bene. Allora, questa la sapevimo. Sì. Questa la sapevimo e manca 7 minuti. 7 minuti. Come? Quella Con la del Freddie testierina così piccia. Quella è Freddie Mercury. Mercury. Oggi con questa, Tornare domani. Bohemian Rhapsody cosa fare con questa? Devo fare solo questo, sì. Parte manca, insomma, diciamo, a parte tutto il resto si può fare. Ok. Mi sono abbastanza d'accordo. Mi trovo d'accordo. Per chi che non ha sentilga cantà. Sì. Bravo. Quasi tutta. Quindi quella di Freddie Mercury è complessa da fare. Un pochettino difficile, sì. Quella è complessa da fare. Ma potremmo fare la seconda parte di quella che stavamo facendo prima. Sì. Quando abbiamo messo sotto pressione Flavio Furia Grazie. con la canzone. E che avevi fatto la prima parte de Io non so parlare d'amore cambiando un po' dei cantanti. Sì. Deve fare la seconda parte adesso. Ok? Sono pronto? Ok. Quanti erano presenti prima nella prima Alle parte 3:30. di Io non so parlare d'amore? Posso prendere il microfono gelato quella o te dà fastidio? Vai. Acceso. Fermo acceso. Allora, visto che ho scoperto che la maggior parte non era presenti, bisogna ricominciare dall'inizio. Ma no, ma povero. Però con altre voci, però, non con le stesse. Andiamo con un po' dei parlati, quelli c'è. Farò un giro dei cantanti. Cantanti, ok. Primo giro. La. Ah, Oh, bene. che ben, sento Vai, bene. ecco. Dai. Per esempio, Allora, ricominciamo, visto che dato la maggior parte non era prima. Giusto. Quindi ricominciamo che non so parlare d'amore. Prima voce però non Celentano. Basta. Ma Ligabue. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Lucio Dalla. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. Iannacci. La mia anima si spande come musica d'estate. Vasco. Poi la voglia, sai, mi prende e si accende un bacio tuoi. Vabbè. Sì, Elisa. Chi cazziga Elisa? Concato. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Cocciante. Disonesto ma lo giuro, se tradisci, perdono. Ramazzotti.
ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. De Gregori. Sì, lo so, mi contraddico, e preziosa sei tu per me. Ok, Renato Zero. Fra le mie braccia dormirai serenamente. Ornella Vanoni. Ed è importante questo sai, per sentirci veramente noi. Guccini. Un'altra vita mi darai, Modugno. che io non conosco. Giovanotti. La mia compagna tu sarai. Tu sarai. Fino a quando vorrai. Allora, ben, abbastanza ben. Ok. Allora, e se farà? Se farà. Gatalento, e se farà? Allora, se puoi far, ma se puoi peggiorare. Sì. Quindi ricominciamo con una roba più complicata. Giusto. Dai. Ricominciare con Ignazio La Russa, vabbè? Quella vocina così. Dai, 2 caratteri diversi. Sì. 2 caratteri diversi, prendo un fuoco facilmente. Vabbè. Tremonti. Ma divisi veramente, dai, siamo persi, ci cerchiamo quasi niente. Beh, Berlusconi che ormai è su TikTok, quindi vabbè. Berlusconi su TikTok è una delle robe più belle che ho visto negli ultimi anni. Siamo 2 legati dentro, da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dirà. Ok, Mago Telma. Fra le nostre braccia dormirai serenamente. Vabbè, sempre personaggio dello stesso calibro, Topo Gigio. Topo Gigio. Ed è importante questo, sai, per sentirci pienamente noi. Boh. Adesso tutti i papi esistenti. Papa Francesco. La mia compagna tu sarai, che io non conosco. Sembri più Enrique, se posso dire così. Somiglio anche a Enrique Canessa. Sì. Adesso Papa Ratzinger. Ma cosa devo dire? Ma quel che trovo, non sai che cazzo. E vivremo come sai. E vivremo come sai, con grande gioia, sala di sincerità, Papa Wojtyła. Di amore, di fiducia, poi sarà, qualche sarà. Qualche sarà. Qualche sarà. Ok. Allora, adesso Dario Fo. Dario Fo, ma un po' del Gramlò, quindi. Gramlò, Piazza Vai. Unità, Maker Faire. Esatto, sì. Robe, trova le invenzioni. Invenzioni, Esatto, entusiasmo per le invenzioni. Dario Fo. Vai. Alza ciapa, alza gira, alza muove, se vedi sta cosa che sbucava in fuori, che tirava in fuori la bera, che che il vento che arrivava forte in fondo, poi i Jedi che abitava la forza, tira la forza, che tutto quanto si imbutava in... Così. Ecco. Questo. Flavio Furia. Questo. Beh. Allora potremo fare vediamo come siamo con l'area, insomma, esattamente pronti per fare il finale classico. Non lo voglio fare. Sì, non lo faccio. Sì, No. ormai con Luca No. Giurato che presenta Claudio Baglioni. Ma in una manifestazione così grande te chiami Luca Giurato che non sei in grado di fare una frase? Allora, se- carissimi amici, Sei saluto dismesso, dal vostro povero. Luca Giurato. Prima ho sentito c'è stata una richiesta di una canzone del grande Merdi Mercury, grandissimo. Freddie Se Mercury. Freddie No, perché lui Mercury. gira le lettere, Eh, questo no. problema qua. Avremmo voluto cantare pezzi della fregnata porcheria No, Morchioni. se l'ha premiata. Se l'ha pre- Vabbè, lo stesso. Prima abbiamo sentito Eros Ramazzotti. Chi non si ricorda di Eros Ramazzotti quando era in coppia con Cazzi Pensi? Pezziches. E adesso, signori, chiudiamo con Claudio Coglioni. Eccolo. Vabbè, vabbè, dai che dobbiamo fare. Fammi Blaudio da giovane, ok? Prima Sì. da giovane. Fra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo sai e sentirci pienamente noi. Adesso Baglioni attuale, vabbè? Un'altra vita mi darai che io non conosco, che la mia compagna tu sarai fino a Prossimo lo quando scelgo io. so che lo vado su
il Guccini più triste che hai. Il Guccini più triste che c'è, che puoi fare. Dai, il Guccini più triste che c'è. Più triste Allora, che c'è. femo su una canzone bella, che è la canzone dei Puffi. Ok. Quindi Ma se Guccini che avessi scritto la canzone dei Triste, Puffi. devi essere Dai. Ok. Dov'è? Lungo e diritto correva la strada, mentre pioveva di rotto. C'era quattro occhi sulla carreggiata, io li ho tirato di sotto. Perché povero? Io li ho tirati di sotto. Ok. Più triste di così. È triste più di così perché ho un messaggio molto triste Allora, che voi un avrete messaggio molto capito. triste da Carlo, che è il momento del Zele 9. Zele 9. La fiera è chiusa. Però riprende domani. Detto questo, No, aspetta, il problema è chiusa e chi è dentro, se dentro. Esatto. Sembrava un po' così. detto questo, domani siamo di nuovo qui per voi. Invito tutti a tornare a trovarci domani, domenica. Siamo aperti già alle 10 del mattino. Fate la abluzione del mattino e venite qui. Fino alle 7 di sera, non come oggi fino alle 9, domani siamo fino alle 7. Poi pensate che c'è chi deve tornare e farsi 100-200 km per tornare a casa, Vero. smontare tutto. Avete visto la rosa dei venti, qui la mappa con le distanze. Domani avremo delle cose particolari, avremo il collegamento con il maker che ogni anno è qui a lanciare i razzi, con i Science Industry. Avete visto i razzi che partivano. Di solito c'è Thomas che li lancia. Questo Thomas mi fa: oh, guarda, non posso venire. No, ma vieni, cioè, vieni. No, ma non posso, sai, io verrei, ma non posso. Ma no, ma vieni. Ma perché non vieni? Ma sono in Antartide, cioè non ci sono voli, adesso per 6 mesi c'era l'inverno, siamo bloccati qui. I razzi Lui da internet lancerà i razzi via remota dall'Antartide. Mi comunque vengo da Muggia, quindi siamo là. Siamo là, eh. Siamo là. Se c'è traffico. Se c'è Se è traffico, più no, caldo a Muggia, se è più caldo. L'ho gocciata con lui 2 giorni fa, mi fa: ma come sei là? No, ma sei bene, sei tornato solo. Ma è freddo? No, meno 70. Meno 70. Meno 70. Sì, ok, domani ci accoglieremo, parleremo con lui 20 minuti in chat, ne conta come sia la vita in Antartide. Non potremo mai più lamentarsi la Bora. Finito il dialogo in triestino per i locali, io porgo i saluti a nome di tutti quanti. Purtroppo devo invitare tutti a, diciamo, lasciare i padiglioni e i tendoni. Chiuderemo la fiera a breve, in questi minuti. Grazie di essere stati con noi per questa nona Make Fair, prima giornata. Grazie veramente. Ci vediamo domani. Grazie Grazie al nostro team. Domani grazie a voi. ritornate, domani. Ci vediamo domani. Grazie. Domani voglio l'inno. Domani verrà fatto l'inno 2022. Grazie in ai stile super tecnici qua. Beethoven incontra Ratzinger. No, so vedi te. Ok. Che vuoi. Grazie. La fiera da questo momento è chiusa.